Eder. Mac. Pallister. Visintin Sebastiano mi ha telefonato sul cellulare, ma io, essendo al momento impegnato in altra attività, decidevo di non rispondere, ripromettendomi di richiamarlo non appena possibile. Poco dopo, Visintin ci chiamava sul telefono fisso riferendo di aver ritrovato, all'interno di un cassettino del mobile della cucina, dei rotoli di spago. Mi chiedeva se dovesse portarli in questura, specificando se bastava che portasse solo quello più grosso e non anche quello più fino. Ricevendo la risposta che avrebbe dovuto portarli tutti e che sarebbe stato richiamato poco dopo per avere la conferma di quando venire. Poco dopo lo richiamavamo per farlo venire in questura, dove giungeva poco dopo insieme alla giornalista di quarto grado Chiara Ingrosso, la quale veniva invitata ad attendere fuori dalla questura. Nell'ambito delle conversazioni captate poco prima all'interno della vettura del Visintin, è stata intercettata una conversazione tra quest'ultimo e la giornalista di quarto grado Chiara Ingrosso, che verte sul ritrovamento dei rotoli di spago. Dalla stessa si comprende che, a differenza di quello che dichiarerà poi Visintin nella propria testimonianza, la giornalista non era presente al momento del loro ritrovamento. Dal tenore della conversazione emerge, altresì, come l'uomo, con l'aiuto della donna, cerchi di calibrare le parole giuste da riferire alla polizia in ordine alla presenza dei rotoli di spago. Visintin ha dichiarato che cercava una penna ed ha aperto il cassettino per trovarla. Durante la perquisizione, erano state però notate più penne a portata di mano, in più punti della casa. Anche osservando il cassettone dove il Visintin ha dichiarato di aver cercato la penna, lo stesso appare più un deposito di attrezzi, essendovi la presenza di soli oggetti da bricolage casalingo. Nella captazione della conversazione all'interno della vettura, nell'accordarsi cosa dire, la giornalista esclama che, quando lui glieli ha fatti vedere, c'erano gli attrezzi della cucina di Lilly. Invero, come si può osservare dalle foto, non vi è la presenza di alcun elemento di cucina ma, come detto prima, solo cose riconducibili a bricolage casalingo. Alla domanda sul perché non avesse risposto in modo affermativo alla domanda che gli era stata fatta l'8 marzo, se avesse notato rotoli o spezzoni di cordino in casa. Visto che era a conoscenza che quei rotoli esistevano da almeno 10 anni, Visintin rispondeva che, secondo lui, quelli erano spaghi e non cordini. Interessante, appare l'evidenza di come, pur nell'acquisita consapevolezza che tale ritrovamento poteva essere importante dal punto di vista investigativo, se non altro perché glielo aveva fatto presente la giornalista, Visintin non si preoccupava minimamente di avvisare la polizia se non dopo 4 giorni e solo su insistenza della donna. Nel corso della perquisizione effettuata in data 29 gennaio 2022, avevamo ispezionato quel cassetto, non rilevando la presenza dei rotoli. Nella medesima circostanza, prima di iniziare l'attività di perquisizione, avevamo chiesto al Visintin se avesse in casa o in cantina cose riconducibili alle indagini quali, tra le altre, rotoli di cordino, e lo stesso rispondeva in maniera negativa, indicando solo i sacchetti presenti sempre nel medesimo armadio bianco, dove erano già stati rinvenuti la volta precedente nel corso del primo sopralluogo. La giornalista di quarto grado, in riferimento alla presenza delle matasse di spago rinvenute in cucina dal Visintin Sebastiano, non ha confermato di essere stata anche lei presente nella circostanza, ma che l'uomo le aveva solo indicato il mobile in cui, asseritamente, quest'ultimo le aveva ritrovate. Successivamente, quindi, lei apriva il cassetto indicato e si accorgeva dei rotoli di spago, in riferimento ai quali, riferiva di non ricordarsi che fossero di 2 spessori diversi, anche perché, se lo fossero stati, li avrebbe sicuramente fotografati entrambi e non solo quello di cui ha prodotto la riproduzione fotografica. Oggi è il 17 marzo 2022. Ero presente a casa di Visintin Sebastiano, in via Verrocchio numero 2, la sera di venerdì 11 marzo, per svolgere una diretta televisiva per quarto grado. Per la precisione ho portato delle pizze da consumare insieme a Visintin e dalla mia troupe e poi andare in diretta. Dopo aver consumato le pizze, i miei operatori erano nel salotto a preparare la scena mentre io sono rimasta in cucina a chiacchierare con Visintin. Mentre eravamo in cucina a chiacchierare ed io stavo per scrivere degli appunti, non mi funzionava la penna. Visintin si è offerto di prenderne una, ma io l'ho anticipato prendendone una dalla mia borsa. In quel contesto Visintin mi ha chiesto se il cordino,
intendendo quello di Liliana, era di nylon. Io gli ho risposto che era di canapa intrecciata perché ne parlavano tutti, che però non l'avevo mai visto ma che ero sicura che non fosse comunque di nylon o plastica. A quel punto mi ha chiesto come mai, durante le nostre trasmissioni, facevamo vedere un cordino bianco che a lui sembrava nylon ed io gli ho risposto che ne facevamo vedere uno a caso ed a solo titolo esemplificativo. Mi raccontava anche di essere stato in questura qualche giorno prima e che era stata chiesta contezza dell'eventuale presenza di un cordino in casa e lui aveva risposto di no. Poi mi raccontava che solo dopo aveva rinvenuto all'interno di un cassetto del mobile della cucina uno spago un po' più spesso e che non aveva ritenuto di dirlo alla questura perché riteneva che non fosse dello stesso tipo di come l'aveva visto nelle varie trasmissioni televisive. Io gli ho chiesto quale cassetto e lui me lo indicava. Appreso ciò, mi sono allungata per aprire quello che mi era stato indicato dal Visintin ed ho visto che al suo interno era presente una matassa di spago più altri 2 pezzi di spago. Almeno mi sembra fossero 2, del medesimo diametro che sembravano appartenere alla stessa matassa. Non sono sicura al 100% ma mi sembra che fossero appoggiati su oggetti da cucina. Con il consenso di Visintin, ho fatto 2 foto della matassa e del pezzo di spago. Non ero presente mentre Visintin ha trovato lo spago e non saprei dire se l'ha ritrovato veramente o se abbia assunto la consapevolezza che quel cordino potesse essere ricondotto alla morte della moglie solo dopo avermi chiesto notizie, poco prima, su come era fatto quello rinvenuto nel corso delle indagini. In sintesi non so se si fosse dimenticato di averlo o se lo avesse scoperto poco prima. Non sono quindi in grado di riferire quando e con che modalità sono stati rinvenuti quei rotoli di spago. Una volta vista la matassa, ho chiesto a Visintin se lo avesse detto alla polizia e lui mi ha risposto di no e che non riteneva necessario farlo perché la polizia aveva eseguito già 3 perquisizioni e non l'aveva sequestrata. Dopodiché siamo andati in trasmissione. Il mobile è quello della cucina e di cassettino è quello che vi è stato detto da lui. Non sono sicura però che ci fosse la matassa di spago di diametro inferiore nell'altro pezzo di quello che sembra essere il medesimo spago più sottile. Posso affermare però che se ci fossero state anche quelle, le avrei fotografate. Anche guardando su cosa erano appoggiate le matasse, mi sembra di ricordare, ma non sono sicura, che fossero invece appoggiate su oggetti da cucina e non da bricolage come nelle foto. Non avevo mai guardato prima in quei cassetti. Sebastiano non mi aveva mai confidato di aver avuto in casa questi rotoli. Quella sera, invece, mi ha detto che erano sempre stati lì e che quelle erano cose di Liliana e che lui non ci metteva mai mano. In passato gli ho chiesto dei sacchetti di nylon e di altri particolari ma mai del cordino. Ho parlato del ritrovamento dei rotoli con l'avvocato Bevilacqua, legale del Visintin. Lunedì sono stata a Gorizia con la mia troupe ad un incontro con l'avvocato. In quell'occasione gli ho parlato delle matasse di spago e lui mi ha risposto che, al momento, Visintin era fuori Trieste ed al suo rientro ne avrebbe parlato con lui consigliandogli di portarli in questura. Visintin non mi ha mai chiesto di dire alla polizia qualcosa di diverso da quello che ho raccontato ora, credo però che Visintin ricordi l'episodio in modo diverso. Martedì ci siamo sentiti in videochiamata e gli ho chiesto se aveva parlato con l'avvocato e se aveva intenzione di recarsi in questura. Visintin mi ha risposto affermativamente che avrebbe avvisato la polizia della presenza dei rotoli di spago una volta rientrato dalla sua vacanza. Il giorno successivo ci siamo incontrati nei pressi del suo laboratorio, dopo esserci visti in precedenza sotto casa sua. Gli ho chiesto conferma se si fosse recato in questura a portare i cordini e lui mi ha risposto che non era più tanto sicuro di farlo perché
Ora che era uscito il discorso del DNA sul cordino rinvenuto sulla moglie, aveva paura di esporsi in tal senso, temendo commenti negativi, come se un gesto fatto di buon cuore da parte sua potesse essere al momento travisato come fatto di proposito per nascondere chissà che cosa. Mi ha detto che da un lato voleva farlo perché glielo aveva consigliato anche l'avvocato, ma dall'altra aveva paura di attirare di nuovo l'attenzione su di sé della polizia e dei media. Mercoledì sera, dopo che era stato sentito in questura, Visintin mi ha detto che la polizia aveva insistito a chiedergli se avesse trovato qualche scritto della moglie, ma che lui aveva confermato di non aver trovato nulla. Ho insistito anche io, ma lui ha continuato a negare, molto turbato, come se non gli avessi dovuto più insistere perché, a suo dire, mi stava già dicendo la verità. A quel punto gli ho detto che, se così fosse, avrebbe potuto definitivamente allontanare i sospetti su di lui per quanto riguarda un eventuale omicidio, ma lui ha continuato a rispondere negativamente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.